Cittadini lasciati in attesa per ore e poi mandati a casa come se niente fosse. È avvenuto al distretto sanitario di Romano Dezzelino, dove centinaia di persone si sono recate per poter effettuare il cambio di medico. Fra di loro anche tantissimi residenti di Rossano Veneto, coinvolti nelle procedure di cambio del medico di base. A Romano Dezzelino davanti all'ULSS si sono radunate centinaia di persone, alcune con deleghe, fino anche a 10 deleghe a testa, perché una persona per andare a Romano Dezzelino deve prendere mezza giornata di permesso dal lavoro per poter cambiare il medico. E hanno preso il numero eccetera, e ad un certo momento, anche dopo 4 ore di attesa, si sono viste dire dal personale del distretto sociosanitario che loro chiudevano. Impossibile anche accedere al sito predisposto per il cambio medico e quindi tutti a casa dopo una giornata letteralmente buttata via ad aspettare. La disorganizzazione c'è e fa male specialmente ad un sindaco che sul centro di medicina di gruppo ha investito denari, ha investito fatica, ha investito anche molto lavoro per dare un servizio ai propri cittadini. L'amministrazione era pronta a collaborare con l'ULSS 7. Ci avessero telefonato per dirci: ci mettete a disposizione qualcuno per poter agevolare il cambio medico ai vostri cittadini? Naturalmente io avrei detto di sì, come ho sempre fatto quando sono arrivate richieste da parte dei medici di base di Rossano. Il sindaco di Rossano conclude con un'amara considerazione e una richiesta molto chiara. Il fatto che i miei concittadini vengano penalizzati ma anche trattati, permettetemi, con grande sufficienza, come se il tempo fosse nulla per la gente, mi ha fatto rimanere molto male. Io chiedo rispetto per i cittadini, per la loro vita e anche per le loro fragilità, perché non è che tutti sono laureati, hanno studiato e sono amanti del mondo e sanno fare. Ci sono anche persone che hanno una storia di vita e di lavoro alle spalle, che hanno dato tanto al nostro paese, che sono fragili dal punto di vista burocratico.